Buongiorno signori e signori, anche oggi stiamo a casa e oggi vado a presentarvi una ricetta nuova, un dessert secondo la mia nonna, la torta di mele. È una torta di mele che assomiglia un po' a quella della tradizione, soltanto che viene fatta in maniera più rustica. Le mele, anziché essere messe sopra, vengono messe all'interno. Ora vado a presentarvi gli ingredienti. Per questa ricetta avremo bisogno di 150 g di zucchero, 4 uova, una bustina di lievito, una bustina di vanillina, una tazzina di latte, 220 g di farina, 100 g circa di burro che andremo a far sciogliere e 3-4 mele tagliate a cubetti. Ora alle nostre uova montate aggiungiamo il bicchierino di latte, la bustina di lievito e la vanillina. Per favore, conti. Ora il nostro composto è pronto, lo mettiamo da parte. Ora ci dedichiamo alle mele. Una volta scolate dall'acqua, io le avevo messe in acqua perché non diventassero nere, e andiamo ad aggiungerci il nostro burro e andiamo a mescolare molto bene. Ora che abbiamo mescolato il burro insieme alle mele, andiamo ad aggiungerci la farina. Adesso andiamo a fare questo pastone che verrà fuori. In questa maniera le mele all'interno della nostra torta rimarranno in sospensione, non andranno ad adagiarsi tutte nel fondo. Perché? Perché tra un po' vedremo che aggiungeremo il composto delle uova che abbiamo fatto alle nostre mele e diventerà tutto un impasto omogeneo. Allora, adesso al nostro composto andiamo ad aggiungere le nostre uova montate e andiamo ad amalgamarle piano piano, mescolando dall'alto verso il basso. In questa maniera il composto non si smonta. Ora che il nostro impasto è ben amalgamato, procediamo nel metterlo in una teglia con carta da forno oppure imburrata e infarinata. Ora la nostra torta andiamo a infornarla a 175 gradi per circa 40 minuti.